Risultato fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Si pagano i primi 20 minuti in cui sono stati subiti 2 gol, poi per il resto un Treviso che ha concesso veramente poco, forse ha pagato un po' anche in brillantezza davanti alla porta. Sì, abbiamo preso un 1-2 importante da parte loro, hanno trovato il primo gol con un gran tiro da fuori area e dopo 5 minuti hanno raddoppiato su una palla che è rimasta dentro, lì l'attaccante è stato bravo a girarsi. E poi abbiamo reagito, abbiamo colpito 2 traverse, anzi 3 traverse subito al primo tempo e poi al secondo tempo credo che abbiamo giocato una porta sola, abbiamo messi là e abbiamo trovato il 2-1 e in un ambiente dove giustamente loro perdevano tempo in ogni situazione, ci spezzavano il gioco e tutto, abbiamo provato in tutti i modi a cercare la via del pareggio, però purtroppo non ci siamo riusciti. Ecco, è stata una partita di inizio campionato chiaramente nella quale le forze alla fine per molti giocatori erano quelle che erano. Lei ha cercato anche di rinforzare con diversi cambi e, insomma, da questo punto di vista come aveva organizzato un po' la partita? No, nel senso, ho visto che abbiamo una panchina credo di calciatori importanti e abbiamo cercato in tutti i modi di alzare, o comunque se già era possibile, di alzare ancora di più il ritmo, di alzare ancora di più il tasso tecnico per cercare di arrivare al pareggio. Ecco, in questa maniera abbiamo ragionato i cambi e credo che comunque chi è entrato sicuramente ha dato una mano, ha dato una scossa, ha cercato in tutti i modi di pervenire al pareggio. Ecco, la cosa che mi ha lasciato positivamente colpito è che veramente il secondo tempo eravamo un'unica cosa, chi ha giocato, chi è entrato dalla panchina e questo è lo spirito che vorrei portarmi via anche non solo per la prossima ma per tutto il campionato. Ho visto una squadra veramente che ha giocato l'uno per l'altro e si è battuta fino alla fine per cercare di trovare un pareggio che credo ai punti meritasse, insomma, ecco. Ecco, avete concentrato, diciamo, soprattutto nel secondo tempo probabilmente di più i palloni importanti verso Niago? Ma veramente anche nel primo tempo la differenza è stata che loro nel primo tempo hanno fatto una pressione fortissima soprattutto all'inizio, quindi siamo andati un po' più diretti. Nel secondo tempo invece siamo riusciti a palleggiare un po' di più in questo campo, soprattutto con le misure un po' ridotte è più facile portare una pressione forte all'inizio, quindi siamo dovuti andare un po' più diretti nel primo tempo. Ivo insieme agli altri attaccanti abbiamo dovuto cercarli per forza, perché le cose che ci concedevano era quello, però allo stesso tempo credo che abbiamo fatto un grande lavoro. Anche al primo tempo ci sono state un paio di situazioni dove potevamo, oltre alle traverse, mi ricordo l'azione che si sono tirati addosso i 2 centrali che Niago stava andando in porta, un'altra palla messa in mezzo, insomma credo che nel complesso di volume ne abbiamo creato. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è fino al 96esimo hanno corso tutti con grandissima intensità, con grandissimo ritmo, a testimonianza del lavoro che è partito il 19 luglio e che continuiamo a fare durante gli allenamenti. Quindi insomma ci sono tante cose positive da portarci dietro da questa partita. Quello che ovviamente ci rammarica è il risultato, perché comunque in una cornice così, in un ambiente così e con una prestazione così, probabilmente insomma portare via niente è veramente un peccato oggi. Ecco, anche perché stiamo parlando di una squadra, l'Unione Clodiense, che è da diversi anni, insomma, che combatte nell'alta parte della classifica, mentre voi, nonostante comunque siate una squadra ben costruita, siete una neopromossa alla fine. Sì, ma la Clodiense mi sa che è il secondo o il terzo anno che arriva secondo, che prova ogni anno a giocare per vincere il campionato, e che quest'anno sicuramente sarà una delle protagoniste, mentre noi dobbiamo fare un percorso di crescita importante, sia dal punto di vista dell'esperienza che dal punto di vista anche della crescita del gruppo. Però ripeto,
Oggi abbiamo messo cose importanti dentro il campo, abbiamo messo cuore, abbiamo messo qualità, abbiamo messo voglia di non mollare, di cercare il risultato e abbiamo messo unione di intenti, perché tutti hanno giocato uno per l'altro. Adesso una settimana di lavoro e poi l'esordio di questo campionato davanti al proprio pubblico, al vostro pubblico. Sì, adesso un'altra settimana di lavoro, poi finalmente scenderemo in campo davanti al nostro pubblico, davanti ai nostri tifosi e la prepareremo nel migliore dei modi per cercare di onorare la gente che verrà a vederci e di portare a casa una prestazione importante. Peccato che questa partita sia venuta prima di campionato. Ma cioè, col senno di poi mi viene da dire di sì, però allo stesso tempo è stato un bel banco di prova e forse con un pizzico dai, in questo caso, perché comunque il volume è stato creato, con un pizzico anche di fortuna, di qualità in più, probabilmente l'avremmo anche pareggiata, però rimane il fatto che abbiamo trovato una squadra che sa già quello che vuole, che nei primi minuti Ha approcciato bene la partita. ha approcciato meglio di noi in quel momento lì alla partita, però ripeto, in questo campo è più facile fare questo tipo di gioco, questo tipo di gestione. Quando i campi saranno un po' più grandi, i campi saranno un po' più aperti, magari si troverà qualche difficoltà in più, insomma, ecco, ma questo fa parte del modo di approcciare le partite delle squadre avversarie, insomma, ecco. Sicuramente siamo riusciti a palleggiare di meno di quello che facciamo di solito, perché comunque la loro pressione è forte e comunque la dimensione del campo un po' ci ha penalizzato, insomma. Beh, non avete mai mollato un attimo? Mai. No, cioè, questo- dall'inizio alla fine non avete mai mollato un secondo. Sì, perché comunque non... E diverse volte siete arrivati vicino a fare gol, no? Sì. Molte volte. Sì, Forse no. più di Unione. Sì, alla fine sì, nel complesso Io ho sì. contato almeno 6 volte, o sbaglio, che sono stati vicini al... Sì, nel complesso Molte abbiamo... situazioni dentro l'area di rigore, sono stati 3 pali. sì. Il palo l'ha preso anche dopo. A proposito di episodi, c'è qualcosa Aspetta, da rigore- recriminare? C'è un Mi rigore, pare, l'abbiamo no? appena visto, c'era un rigore clamoroso su sottovia, su una palla messa a mezzo sul 2-0 appena iniziato il secondo tempo, ma l'abbiamo appena rivisto. Sul secondo palo. Tirato giù, sì, tirato giù clamoroso. Insomma, per carità, dopo gli episodi, soprattutto in queste partite importanti, pesano, quindi a maggior ragione, insomma, abbiamo anche questo da recriminare. Però ripeto, bisogna voltare pagina e da martedì preparare la prossima partita, consapevoli del fatto che vogliamo e possiamo crescere. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.